Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in una nuova puntata sulla campagna globale, diciamo mediterranea, di Round 2 Total War dedicata a Roma. Una Roma che adesso è in guerra contro i Parti, ci hanno dichiarato guerra, l'impero dei Parti, e noi dobbiamo cercare di contenere e arginare il problema. Per quanto riguarda i territori che dovremmo conquistare, ve li siete visti nella puntata scorsa, se non erro, o due puntate fa comunque, quindi andatevela a vedere se avete dei dubbi. Ora noi possiamo solo che marciare contro i nostri nemici. Nemici giurati, mi verrebbe da dire, perché storicamente i Parti sono sempre state una spina nel fianco che ha fermato l'avanzata di Roma. Allora, signori, abbiamo una prima urgenza che è l'esercito di Nabatene che sta passando in questa strada probabilmente per arrivare all'insediamento di Adamatu. Ricordo che Nabatene ormai non ha più territori, perciò l'ultimo disperato tentativo è quello di riprendersi l'insediamento di Adamatu. Noi abbiamo qui però una legione del nostro generale Appio Giulio Roma che può benissimo andare a difenderlo e anzi andrà probabilmente a spazzare via l'esercito di Navatene. Una volta fatto ciò, proseguiremo la strada e andremo dritti dritti alla città di Cresifonte, che se vedete come è fatta la cartina, qua ci sono tantissime montagne, quindi qui è in una depressione tra il Tigri e l'Eufrate, e noi andremo a prendere questo insegnamento aiutandoci anche con il generale Pacuvio Cesenio Culleo, che con la sua legione scenderà in questa in questa cittadina nostra che è la Atra, e scenderà lungo le strade per poi arrivare alla città e controllare tutta questa zona. Loro sono nostri alleati, perciò non dovrebbero dare, diciamo, problemi. Oddio, alleati, diciamo che commerciamo con loro, però siamo in buoni rapporti, quindi avremmo poi il confine saldo con una legione che ci avanza. Quella legione che ci avanza la porteremo appunto a questo insediamento, e da questo insediamento faremo partire una legione invece che andrà in quest'altro insediamento, in quello di Carana. Ovviamente le strade qui non sono, purtroppo dovremo passare per l'insediamento di Triganocerta, facendo incazzare un po' le genti dell'insediamento, però questo è. Un obiettivo sensibile che potremmo andare a conquistare immediatamente è Trapezus, ma ho paura di perdere l'insediamento di Carana. Carana che è molto avanti, di cui tra l'altro non abbiamo neanche la visione per quanto riguarda Artaxa. Quindi dobbiamo aspettare la nostra spia che è qui, in questa posizione, che arrivi qua e ci assicuri che non ci siano truppe nemiche. Potremmo comunque effettivamente fare un saccheggio a Trapezus. Qui invece vedete il Mar Nero è pieno di flotte nemiche. Se vi siete persi la puntata precedente, andatela a vedere perché c'è uno spettacolare attacco dei pirati Parti nel nostro insediamento di Sinope, ma la legione guidata da Servio Festino Aquilino li ha ricacciati in mare. La nostra flotta purtroppo fa ancora schifo, però pian piano cercheremo di sistemarla. Intanto abbiamo molte entrate per Roma e questo è veramente, veramente positivo. Allora io direi che potremmo già saltare il turno. L'unica cosa che vorrei fare è andare a bruciare l'insediamento di Trapezus e rubare fondamentalmente dei soldi. Vediamo adesso se riusciamo. Perfetto. Perfetto, questo è l'insediamento. Vediamo un attimo cosa ci dà, se ci dà vincitori o no. In modalità protezione ci rimane circa l'80% degli uomini. Mi sembra onestamente un po' poco l'80%. Io l'andrei a combattere. Assaltiamo la città. Poi ragazzi, se non è bella, come sempre la vado a tagliare questa battaglia. Ok, asciutto, iniziamo lo schieramento, anche perché io ho tantissimo tiro a disposizione. Tra l'altro bellissimo, bellissimo. Questa zona è perfetta per il tiro, ragazzi, perché ci lascia proprio scoperti. Vediamo. È perfetta, guardate.
Allora, però non so dove arrivi esattamente l'artiglieria perché non vedo il fine della corsa. Ok, comunque è ok, qua, arriva fino a qua. È molto ampio come tiro, perfetto. Non dovrebbero esserci problemi. Questa la mettiamo. Vediamo, un altro tiro bello dritto ce l'abbiamo anche qua, Allora, mettiamoli anche qui in modo tale che da sfruttare, diciamo, tutta la lunghezza. La cavalleria col generale la teniamo qua. La cavalleria un po' più pesante la teniamo da questo lato, perché l'idea è quella poi di entrare da questo lato qui. Poi il tiro lo terrei diviso onestamente e lo metterei qui dietro. Ai lati questi sono un po' più isolati, perciò mettiamo quelli un po' più forti qui. Ok. E loro in supporto, anzi in supporto esterno, visto che all'interno sicuramente abbiamo l'appoggio della nostra cavalleria. Qui facciamo la stessa roba e ci mettiamo anche il terzo. Quindi questi due qua. No, scusate, questi due qua, ok. Perfetto, così. Cosa avanzano? Avanzano questi qui. Allora, no, li teniamo sempre esterni. Li teniamo sempre esterni. Allora a questo punto li facciamo così. Il tiro. Allora qui c'è una corte d'aquile. La teniamo qua. Ok. Il generale è un po' più vicino allora a questo esercito. Qui gli mettiamo del tiro. Ma dovremmo averne ancora del tiro. Ok, qua. Ok, poi a seconda delle esigenze andiamo a vedere. Ah, qui abbiamo anche una cavalleria d'assalto. Allora, la cavalleria la dividiamo in questo modo. Faremo... No, allora a questo punto la dividiamo in due. La dividiamo in due. Questa qui esterna. E gli diamo il gruppo di selezione. Questa invece avrà una formazione differente. Dovrà essere così. Andare sempre in giro sfalsata in questo modo. Questo perché loro hanno un grande impatto. Come diciamo come esatto, vedete. Hanno un bonus di carica al 65%. Quindi io li voglio tenere in prima linea. Sono quelli che si dovranno schiantare contro gli avversari. Bellissime tra l'altro queste lance. Belli. Allora iniziamo la battaglia. Vediamo come si dispone il nostro nemico. Ok. Voi non tirate finché non ve lo dico io. Le navi non sono un problema. Noi abbiamo preso, diciamo, comunque tutto il perimetro dei villaggi e quindi problemi non ne abbiamo. Ora possiamo tirare liberamente contro questi. Dall'altra parte aspettiamo. Dai, fatemi sognare, ragazzi. Forza con gli scorpioni. Tirate. Forza, ragazzi. Tirate. Ok. Eccolo il tiro che è partito. Non molti danni, dirle. Beh, oddio, oddio, oddio. Un po' di danni li abbiamo fatti, Un po' di danni li abbiamo fatti. Tiriamo anche su questi, per favore. Ok, benissimo. Pietrate in faccia ai nostri avversari. Ottimo. Attenzione perché arriva la cavalleria, Allora, sulla cavalleria preferisco intercettarla andandogli incontro. Quindi attenzione. Sulla cavalleria ho qualche titubanza. Andiamo qua. Ok, qui hanno praticamente lasciato stare. Va bene. Ok, però non svegliamo il can che dorme. Torniamo indietro. Qui cosa vogliono fare questi? Attenzione, perché la situazione non si sta volgendo proprio benissimo per noi. Allora, dove vanno gli scorpioni? No, gli scorpioni adesso se ne tornano indietro. E lasciamo combattere i nostri.
Via gli scorpioni. Dietro per favore. Ok. Andate a prendere questi per favore, che hanno veramente rotto le ciolle. Ok, la cavalleria ha fatto il suo dovere. Adesso vediamo di dargli una mano anche con le unità. Vabbè, direi che la cavalleria qui ha stravinto. Ok, benissimo. Fronte comune, signori. Andiamo a aiutare questi, dai, che li ricacciamo in mare. Mettiamoli così. Ok, qui l'artiglieria si può rigirare adesso e loro possono avanzare. Ok, qui abbiamo fatto il nostro. Andiamo alla caccia della cavalleria che sta scappando. Ottimo. Allora andiamo a intercettarla col generale. Qui diamogli supporto. Ci schieriamo. A questo punto anche loro li portiamo in questa zona. Tanto non lasciamo andare troppo le truppe a caso, perché il generale qua è un po' in difficoltà, Allora, fatemi vedere quali sono i cavalli, che sono questi. Spostatevi. Non rimanete qua, per favore. Ok. Spostatevi, ragazzi. Ok, le legioni qua sono spinte un po' troppo in avanti, però vabbè. Pace amen, ormai è fatta. Vai ragazzi, fatemi sognare. Ok. Portiamo via le cavallerie. Loro se ne dovrebbero tornare un po' in difesa, signori. Attenzione. Attenzione. Ok, tornate indietro che siete stati un po' troppo spavaldi, Ok, qui intanto tiriamo frecce sul nemico. Ok, qualche danno lo facciamo, qualche danno considerevole. Andiamo via con la cavalleria. Ok, arrivano dal mare, ma noi ce ne freghiamo alquanto. Ok. Ok, ricomponiamoci un attimo per favore, ragazzi, perché insomma non è proprio il massimo. Vai, tirate su questi per favore. Qui vedo degli arcieri abbandonati a loro stessi. Li andiamo a prendere noi. Ok, qui inseguiamoli per favore. Qui ci prendiamo tutto il tiro, però pace amen. Ok, loro hanno finito. Vanno qua in difesa. Anzi, qua li metto, così abbiamo il tiro libero sui nemici. Attenzione qua. Allora, quando hanno finito di tirare, vediamo di... Ok, chiudetevi. Voi andate a prendere questi per favore. Ok, ora qua. Ok, ci teniamo così. Voi impattate qua. Questi cosa cavolo stanno facendo? Qua, tirate, fate una salva per favore. Boom! Mamma mia che colpi. Mamma mia che colpi. Ancora per favore. Dai. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, scappano. Scappano. Mamma mia, scappano. Ok, riposizionatevi. I miei sono andati un po' troppo oltre. Vabbè, ormai sono andati. Prendiamoli. Loro hanno finito le munizioni, perciò se ne stanno fuori dalla battaglia. Qui la battaglia è conclusa. Portiamoli di qua, per favore. Voi schieratevi. Formazione di testuggine e avanzare.
Ok, formazione a testuggine e avanzare. Ottimo. Allora, i scorpioni, vediamo se posizionandoli qua posso utilizzarli meglio. Ok, voi avanzate di qui. Cavalleria continua a pressare, per favore. Ok, corte delle aquile, avanzare. E direi di avanzare tutti qua, ormai la battaglia è terminata alla grande. Cavalleria può interagire e andare avanti. Ok, ormai è completamente fatta. Adesso li circonderemo con le nostre cavallerie. Anche se resistono molto questi arcieri, devo dire, eh. Devo dire che resistono molto. Ok, continuate ad avanzare tutti. Ok, qui è andata. Ok, vai. Voi andate a occupare la piazza centrale, per favore. Voi avanti. Ok, eccole arrivate le nostre cavallerie con un po' di ritardo, però sono arrivate. Ok, adesso falceranno tutti gli arcieri. Si troveranno circondati, inizieranno, esatto, inizieranno a collassare. E Roma, signori, vince. Mi manca una, ok. Perfetto, terminata la battaglia. Perfetto, andiamo a vedere quanti ne abbiamo persi. 54, direi che l'80% è ben lontano come componenti rimaste rispetto a quello che abbiamo realizzato con questa battaglia. Carina, io la terrei, dai. Bellina. E voilà. Trapezzo scade, ma non credo che lo voglio tenere come insediamento. Abbiamo perso un po' di cavalleria, vabbè, ci sta. Allora ho perso un sacco. Soprattutto mi interessava la flotta. Va bene, dai, la flotta è andata abbastanza giù. Allora, sarebbe bello razziarlo, ma perché ci dà veramente tanto denaro, però, onestamente. Andiamo a saccheggiarlo e basta. Ora come ora. Bello, meno 61, bellissimo. Ah, possiamo anche tornare qua. Ok, allora torniamoci. Allora questo giochino qua lo posso fare un bel po' di volte. E andiamo in modalità... No, niente, nessuna modalità. Rimaniamo così, però va bene, dai. Allora, abbiamo altri soldi da spendere. Altri soldi da spendere. Io li spenderei per rafforzare un po' il confine. Anche Palmira non sarebbe male dargli un edificio interessante. Adumato è messo abbastanza male come insediamento. Anche Tiros in realtà meriterebbe un paese romano. Allora, io direi andiamo a potenziare Adumatu, che è una cittadina qua. Piacerebbe fare l'insediamento mercantile. Potrebbe anche starci. Oppure produttivo, visto che c'ha una cava. Quindi ci dà un meno 2% al mantenimento dell'esercito. Potrebbe essere interessante. Non lo so. Allora, sicuramente qua vorrò fare una torre. Ah, andiamo a fare la torre, dai, visto che sono un attimo indeciso. Andiamo a fare comunque una torre. E poi vediamo i prossimi turni cosa fare. Ci avanza 1000, vediamo se posso comprarmi una imbarcazione in più. Sì. Ah, ma siamo già... Abbiamo già al limite, quindi no, non andiamo a spendere lì. Allora a questo punto, vediamo, posso reclutare delle unità. Belli questi. Belli. Sì, non sono fortissimissimi.
Però qualcosina. Questi cosa sono? La corte? Cos'è questo? Allora, la cavalleria non posso comprarmeli, però questi sì, volendo. Fatemi vedere che unità sono. No, ma comunque non, cioè, non mi conviene. Non qui perlomeno. Guarderemo poi in un secondo momento che unità sono. Allora, qua vediamo se c'è qualche altra truppa che posso comprare. Ma qui in che modalità sono? Marcia forzata? No, perché marcia... Ah sì, perché le ho messe in stand-by. Ah, fammi vedere una cosa. Se posso reclutare qualche uomo particolare. Tipo qui mi servirebbe sicuramente della cavalleria, che non potrei prendermi altrimenti. Beh, non sono malissimo questi, eh. Costano molto meno, hanno un'armatura molto più bassa. Anche il morale di base non è particolare, insomma, non sono proprio dei campioni. No, mettiamoli ancora in marcia forzata, vediamo qua. Anche questi li possiamo tirare fuori dall'insediamento e mettere in marcia forzata, in modo tale che mi dia un po' più di oro. Ok, qui ci vorrebbe effettivamente un po' più di... Questi invece li teniamo così, perché ho paura in... Ma allora in realtà questi 1000 ragazzi non so neanche dove spenderli, non ho robe per spenderli. Adesso come adesso. Potrei spenderli su... di loro. A parte che secondo me se vado qua qualcosina recupero, vediamo. Petra alla fine è meno 13 però. Meno 13 non mi piace. Se rientro meno 20. No, allora teniamoci così. Niente ragazzi, non posso usare nessuna parte. Niente, li lasciamo così. Allora altra cosa, volevo vedere le spie che abbiamo a disposizione. Quindi una è lei e l'altra dove sta? Qua. Ok, che sta già andando verso questa zona. Va bene, andiamo avanti col fine turno allora. Vediamo cosa succede in questo turno. Sicuramente arriverà Partia. Ecco una Batene che avanza attraverso il deserto. Li vedo un po' titubanti, eh. E li capisco, d'altronde si vedono arrivare una legione. Non hanno supporto logistico, quindi capisco che non vogliano attaccare. Però ormai la loro sorte è segnata. Un altro trionfo, un altro generale che raggiunge la gloria. Ormai Roma è piena di questi politici generali che raggiungono la gloria. Eccolo qui, il nostro uomo. Allora, ok, loro non sono nostri nemici. Che giro fargli fare a questo? Che giro fargli fare? Allora, qui c'è una strada, vedo, che poi va di qua. Ok, va di qua, sale su di qui, qui c'è un altro ponte e va di qua, va bene. Allora, andiamo a fargli occupare questo ponte. Ok. E poi vediamo che percorso ci fa fare. No, però non voglio muoverlo adesso, lo facciamo più tardi. Qui c'è una legione che purtroppo sta soffrendo. Vediamo.
scusate, così soffre ancora. Sì, allora la teniamo dentro l'insediamento. Esatto, non dovrebbe soffrire più, perfetto. Adumato che pian piano si sta trasformando in un insediamento romano. Qui ancora non ci vogliono bene, ma impareranno ad amarci. E iniziamo con la trasformazione del villaggio. Qui io direi di fare... qui c'è un porto però, non so. Vediamo allora a questo punto se cosa farlo diventare, se è più commerciale o meno. Palmira, anche qui io gli darei una... gli darei una fontana, che comunque è abbastanza fondamentale. Qui gli diamo il grano e va bene così. E ci avanza ancora un botto di denaro. Allora, spostiamoci qua, vediamo finalmente qual è la situazione. Ok, sembrerebbe tutto tranquillo, almeno da questo lato. Qui neanche Roma riuscirebbe ad arrivare in questa città, quindi volendo potremmo andare a prenderci Trapezus. Volendo lo potremmo fare. Intanto la legione prima italica si è rinforzata bene, al massimo delle forze, ottimo. Ottimo. La nostra flotta qualcosina ce l'ha adesso, perché loro sono ancora in tanti. 16. Serpenti del mare 16. Ok, dobbiamo stare attenti, signori, che la flotta è sempre un pericolo, sempre un problema. Ok, perfetto, sono arrivati un po' di aiutanti, un po' tanti direi. Ma d'altronde, ragazzi, da tutte le parti della Repubblica arrivano, quindi ci sta. Allora, qui appunto l'abbiamo fatto. A questo punto io andrei a potenziare l'insediamento. Lo facciamo. Lo facciamo. È comunque squallore mi dà. Vabbè, lo facciamo mercantile. Ok, poi mercantile, aspettate però. Tajib e Garrahea. Va bene, dai. Mercantile. Ok, ci siamo. Poi vediamo cos'altro poter sbloccare. Non mi dispiacerebbe fare la cittadina mercantile ad Atra. Va bene, lo facciamo. Qui posso reclutare delle truppe, tipo una cavalleria la potrei reclutare. Non ho altre cavallerie a disposizione, no. Ho questi bellissimi arcieri, piacerebbe reclutare anche degli arcieri, anche perché hanno un sacco di munizioni. Fanno meno danno, però una portata infinita. Infinita, signori. Infinita. Ah, tra l'altro, ragazzi, dovevo scambiare le unità tra questi e questi qua. Vabbè, volevo dargli l'assedio, la torre d'assedio, volevo dargli la macchina d'assedio. Sarebbe stato forse il caso, di farlo. 4 di cavalleria, questa a 3. Allora, facciamo così, dai. Era da fare prima, però vabbè, ormai è andata. Gli diamo una macchina d'assedio, ci prendiamo uno scorpione, gli diamo una cavalleria e ci prendiamo... Wow, questo ha addirittura la libica 2 corti d'aquile. Wow. Vediamo che altre truppe potremmo chiedergli di supporto. Gli chiediamo una di queste. Posso arrivare fino a 2. Allora ci scambiamo. No, scusate, così. Ok, ci siamo scambiati. La libica adesso se ne torna indietro. E qui direi che siamo pronti per l'assedio. Ottimo. Allora dobbiamo aspettare questa legione, ma ci vorrà ancora un pochino, perché dobbiamo dare battaglia a questi. Qui abbiamo delle legioni che fanno schifo. Potremmo acquistare questi giusto per mandarli in battaglia, tanto per così, da buttare
a tritare. Questi hanno un po' più di armatura. No, io vorrei qualcosa che mi attacca. Ma non velocità munizioni. Hanno 2 di munizioni, quindi non è che... Dai, ci prendiamo questi. Ci prendiamo carne da macello e li facciamo schiantare contro i nemici. Va bene, allora io direi che questo turno è andato così. Finiamo il turno e andiamo al successivo. Ah, mi ero dimenticato la spia. Ok. Mm. Aspettate, aspettate, dove è uscito, dove è sbucato quell'esercito lì? Eccolo là. Arriva da Gazaka. Sapevo che sarebbe arrivato l'esercito dei parti prima o poi. Partecipa alla guerra contro gli Iceni. No. Assolutamente no. Arrivano i parti. Scendono dalle montagne, signori. Un altro trionfo, ragazzi. Ormai questi generali sono diventati overpower. Ah, in questa zona. Va bene. Diventati veramente overpower questi generali. È interessante. Più 6 alla pressione fiscale. Non male. Però io vorrei fare qualcosa di attacco o perlomeno di difesa. Allora, vediamo. Diamogli un'autorità, 2 autorità e poi vediamo. Meno 5 al morale di unità nemiche, più movimento, sarebbe veramente interessante. Quindi andiamo a fare più movimento. Perfetto. Non vorrei che in questa condizione i soldati si addestrino, però magari sbaglio io. Qui intanto abbiamo costruito un botto di roba. Perfetto. Tra l'altro mi sono accorto che a Roma potremmo effettivamente togliere questo e costruire questo qui, che ci abbassa il banditismo, perché il banditismo a Roma è veramente troppo elevato e manca pochissimo per passare da un banditismo più basso. Perciò secondo me, sprecando 5.000 di monete, wow, però non è che abbiamo tanti denari questo giro. Vabbè, sprecando 5.000 di monete secondo me dovremmo compiere un bel gesto. Allora ragazzi, ci sta. Andiamo contro i guerrieri della fortuna. Piombiamogli addosso ai guerrieri della fortuna. Sulla strada verso Peradumata li piombiamo e andiamo ad attaccarli in un... Vediamo cosa ci dà. Ci dà molto vincitore in realtà, ma io me la voglio giocare, magari non la vedrete, perché voglio utilizzare le mie truppe che ho reclutato, questi uomini delle sabbie, come carne da macello per non perdere le mie unità. Allora, iniziamo lo schieramento, ovviamente c'è asciutto. Sono curioso, voglio giocarmeli. Sono lance. Ok, Spearman. Allora, sì, la formazione che useremo è esattamente questa, ma li porteremo in avanti. Noi li blocchiamo. Tutto il resto rimane così, va bene. Iniziamo la battaglia. Allora, portiamo questi sfigati in avanti. Guardali qua.
Vabbè dai, non sono equipaggiati malissimo, dai, per essere degli uomini reclutati, diciamo così, alla bene e meglio. Romans ready for duty. Ok, signori. Ok, un po' di tiro c'è. Ok. Attenzione. Qui ci sono i cammellozzi. Forza ragazzi. Ok, cammellozzi presi. Qui hanno fatto una brutta fine. Ok. Ok, qua se la giocano. No, per favore, voi fermi. Ok, andate a catturarli. Mamma mia, che bello vedere l'informazione. Bellissimo. Ok. Teniamoli così per ora. Spostiamoci dietro di loro. Ok, cavalleria andate. Ottimo. Diamogli il fuoco a volontà ancora. Vai. Mamma mia. Mamma mia. Ok, avanzare dietro le linee. Forza. Ok, forza. Brave Romans to a man. Marching order. Legionary cohort. Engage. We await your orders. Dai, però hanno resistito bene all'attacco, devo dire. All'assalto. Stiamoci un po' più al centro. Attenzione, generale contro generale. Ok, ci stiamo snobbolando un pochino. Addirittura qua vittoria per noi, attenzione. Questi li vedo un po' in difficoltà questi, Allora, teniamoci. Addirittura hanno vinto qua. Hanno vinto anche qua. Mamma mia. Dai, non sono così deboli, Dai, alla fine. Sì, non sono i migliori, però non fanno neanche schifo, mettiamola così. Sicuramente aiutati dai miei uomini di lancia, però dai. Vabbè. Partita vinta. Non c'è nient'altro da dire. Ok, perfetto. Ma dai, non così schifosi, alla fine, non così schifosi. 307 uomini abbiamo perso, ma guardate, tutte le prime linee, ci sta. Abbiamo perso un po' di uomini nel generale, ma mi sa che erano già deficitari prima. Forse i veri che abbiamo perso sono la nostra cavalleria, guardate loro, mamma mia, massacrati. Completamente, senza rifornimenti, in mezzo al deserto, su una stradina straprevedibile. Ragazzi, non l'avete fatta bene, Ok. Bene. La battaglia distrutta, un problema in meno da gestire.
Perfetto, ora la cittadina ci vuole un po' più bene. Ottimo. Commander, Proseguiamo la nostra avventura in mezzo al deserto. Ok, qua siamo in una situazione di ripristino perché ci arrivano i rinforzi. Cioè ci arriva, scusate, il mantenimento, insomma. Andiamo a fare sempre il nostro, diciamo, il recupero delle truppe. Questi stanno qua, non so se a difesa vabbè, oppure no. Facciamo il giro. Ok, qua non c'è nessuno, ci si fonte, si può stare tranquilli. Qua, ecco, le sentinelle è il primo esercito che ci mandano contro. Molto di cavalleria, il che con i nostri si potrebbe avere una difficoltà. Però rimanendo in città, secondo me un po' di danni glieli facciamo. Allora, qua ok, andiamo a vedere queste zone come sono messe. Ok, sembrerebbe abbastanza bene. Facciamo un giro di qua, dai, anche. Vediamo se arrivano eserciti da questo lato. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Torniamo di qui. Allora, siccome non arrivano eserciti da questo lato, io andrei su Trapezus. Ancora. Ok. Qui ancora un esercito. Fatemi vedere. 83 abbiamo visto che non conviene. Perciò la vado a giocare e probabilmente non ve la faccio vedere perché sarebbe molto simile all'altra di battaglia. A few moments later. Ok, battaglia vinta in modo analogo rispetto a quella precedente. Qua ci hanno messo un po' più in difficoltà, ma perché mi sono distratto io. Però vabbè, numero di perdite sempre comunque esiguo. 84. Ok. Perfetto, andiamo ancora a saccheggiarlo. Benissimo. Acquisiamo esperienza e denaro. Ottimo. E andiamo su tutte le furie. Il regno della Partia, che per ora sembra averci lasciato comunque carta libera. Siamo meno 62 qua, signori. Amasia è interno, Sinope è esterno, va bene. Questo diminuisce molto il banditismo, Va bene, direi che allora per questa puntata abbiamo fatto già abbastanza. Di fatto abbiamo sconfitto Nabatene, che era comunque un problema. Ok, il prossimo giro riusciremo ad attaccare Cesifonte. Qui avremo una bella gatta da pelare perché la cavalleria sta arrivando ed potrebbe essere sicuramente problematica nei nostri confronti. Nella situazione invece qui a nord contro i parti sembrerebbe essere di buon auspicio quello che sta accadendo, nel senso che sembrerebbe andare tutto bene. Vediamo come andrà il resto della puntata. Adesso distribuiamo un po' di cibo, ne ho abbastanza, direi basta cibo. Un po' di potenziamenti qua e là che ci serviranno sicuramente. In realtà uno ne ho fatto, non è che ne ho fatti molti. Potremmo anche potenziare la flotta, però io quasi quasi volevo andare a Roma. Ah no, qui l'ho già fatto, dell'edificio, va bene. Vediamo se da altre parti c'è qualcosa di interessante da fare. Tipo un 5000 qui non sarebbe male da spendere, o se no nel Besonto anche delle fontane non sarebbe male. Anche qua bonus sugli agenti. Allora facciamo l'altare di Marte che ci migliora il reclutamento. Ci avanza ancora denaro per poter investire in altro. Vediamo. Sul confine non mi va particolarmente di investire, se devo essere onesto e sincero.
Vediamo se c'è qualche... qua si è sbloccato ad Anteia una città, cioè una, scusate, la possibilità insomma di costruire ancora. Allora io direi che costruiremo. Cosa possiamo fare? Il tempio c'è. Potremmo buttarci sulla cittadina oppure su quest'altra cittadina più commerciale. Più 5 la ricchezza generata da tutti gli edifici per le attività produttive. Interessante. Allora, sì, facciamo la cittadina. Ci dà anche qualcuno di guarnigione? No, no, per ora no. Va bene, signori, io direi che ci siamo. Abbiamo fatto il nostro. Vediamo la prossima puntata dove riuscirà a spingersi Roma. Sicuramente tenteremo di prendere questa zona, il Ctesifonte, questo insediamento. Proveremo a respingere questi parti che arrivano dall'interno e poi vedremo si attaccare e definitivamente prendere l'insediamento di Trapezus. Sarebbe bello riuscire a isolare dal Mar Nero, però arrivare qui significa fare una bella campagna lungo questa via, prenderci questo territorio, questo insediamento che comunque dovremmo prendere, ma poi arrivare qua e dare e liberare una città. E liberare una città. Sarebbe qualcosa di interessante. Fatemi sapere nei commenti se volete che nelle prossime puntate andiamo a spingere verso l'insediamento di Fanagoria in modo tale da liberarci della loro presenza nel Mar Nero. Io vi saluto, grazie per essere rimasti con me, un abbraccio, alla prossima, ciao ragazzi.